Appuntamenti in agenda per domenica 26 marzo. Nel weekend torna tipicamente Chiavari, il mercatino agroalimentare organizzato da Confesercenti Genova con il patrocinio del comune. In via Rivarola dalle 9 alle 19 decine di banchi con le eccellenze enogastronomiche del territorio. Alle 11 lo spettacolo interattivo di pupazzi animati Più Paz Rock Show a cura di Carlo Pendoli e Costanza Pizzinato. Dalle 9 alle 13 al Teatro Auditorium di Palazzo Rosso a Genova si svolge il seminario Le Voci del Mare, un mare educativo, organizzato dalla Direzione delle Politiche Sociali del Comune. Verranno illustrati i risultati del progetto Le Voci del Mare per il 2022. A Villa San Giacomo, nel parco di Villa Durazzo, a Santa Margherita Ligure, torna la mostra del concorso fotografico dedicato a Marco Corvisiero. Il tema di quest'anno è Contrasti. Orario di apertura dalle 9:30 alle 15, con orario continuato alle 11 la cerimonia di premiazione. Il Parco dell'Antola ospita la giornata conclusiva del concorso 2023 Mieli dei Parchi della Liguria, manifestazione che premia l'eccellenza delle produzioni regionali. La premiazione si terrà alle 11 nella sede del Cinema di Torriglia e sarà preceduta alle 9:30 dal convegno conclusivo che celebra il miele quale produzione identitaria capace di legare integrità ambientale e buone pratiche rurali. È aperto alle visite il Museo Diocesano di Arte Sacra in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, l'orario di visita dalle 10 alle 12. In occasione della Giornata Mondiale del Clima, a Prato Sopra la Croce di Borzonasca sarà visitabile la mostra Sopra la Croce e la Valpenna, ingresso libero dalle 10 alle 19. A Recco continua Evoe Festival Arte, Gastronomia e Prodotti d'Eccellenza che si svolge in piazza Nicoloso, dalle 10 presentazioni di prodotti e show cooking. La Rapallo Nuoto organizza dalle 11 alle 12 una sessione di acqua gym a ingresso libero nella piscina del Poggiolino di Rapallo, un'ora di esercizio fisico alla portata di tutti e senza particolari difficoltà per raccogliere fondi da destinare al Comitato Guardia Medica Pediatrica della Croce Bianca Rapallese. Alle 11:30 sarà inaugurato un nuovo ambulatorio di comunità a Rapallo. La struttura, realizzata dalla Croce Bianca nella sua sede, è concepita come uno spazio aperto alla popolazione in cui verranno inseriti una molteplicità di servizi. La disciplina sportiva del sitting volley protagonista al Palazzetto dello Sport di Chiavari con la terza tappa della Coppa Rotary, gare al via alle 14:30. Alle 17 all'Auditorium San Francesco di Chiavari ultimo appuntamento con i concerti dell'Accademia Musicale Giuseppe Verdi. Si esibirà l'Arcos Quartet e Mauro Bellinzona al clarinetto con musiche di Brahms, Glass ed Ambrosio. Alle 17 nel municipio di Genova Nervi il Centro per non subire violenza presenta il libro La casa rifugio a indirizzo segreto 20 anni a Genova a cura di Chiara Panero e Paola Toni. Appuntamenti in agenda per lunedì 27 marzo. Proseguono i corsi di cultura alle 16:15 nella sala Livellara di Via del Pino a Chiavari, lezione di economia sul tema La storia della moneta. Appuntamento con Fantasticamente, letture per bambini e famiglie sul tema i diritti dei bambini alle 17 alla biblioteca di Riva Trigoso a Sestri Levante. Il bagnetto sensoriale come momento di cura e relazione è il tema dell'incontro proposto dal Centro Famiglia del Tigullio dalle 17 alle 18 nella sede di Via della Cittadella a Chiavari. Il recupero alimentare è al centro della serata in programma al Cinema Sivori di Genova. Il film Non morirò di fame alle 21 sarà introdotto dal regista Umberto Spinazzola e dalla presidente del Banco Alimentare Liguria Gabriella Andraghetti. La proiezione sarà preceduta alle 20:15 da un aperitivo del recupero. Al Teatro Carlo Felice di Genova alle 20:30 si tiene il 19° concerto della stagione GOG 2022-2023. Si esibirà per la prima volta il violinista Augustin Adelich, considerato uno dei più grandi violinisti contemporanei.